Scoppia la polemica alla vigilia dell'apertura delle Paralimpiadi nell'Arena di Verona. Per la cerimonia inaugurale non ci sarà la tradizionale sfilata dei portabandiera, una decisione quasi senza precedenti, paragonabile solo a Mosca 1980. Il Comitato Paralimpico Internazionale spiega che la scelta è dovuta alla lontananza dai campi di gara, ma il tema organizzativo non sembra essere l'unica questione sul tavolo. Dopo la riammissione della Russia e il conseguente rifiuto dell'Ucraina a portare la bandiera, 11 paesi hanno deciso di accodarsi per solidarietà, mentre la Francia non avrà i rappresentanti del suo governo. Una mossa che ha scosso in non poco le istituzioni. Io non sono d'accordo a dare questa possibilità alla Russia, ma signori, la Russia sta ogni giorno, lo dice Crosetto, ogni anno ci attacca con 11.000 attacchi cyber. Noi non vediamo, ma attenzione, prendono le nostre informazioni sui conti correnti, cioè si preparano a un attacco che invece potrebbe essere un blackout dei conti correnti, eccetera. Ma io perché devo fare sfilare della gente che da anni, tutti i giorni, mi attacca? Certo non mi attacca con i missili, ma non è che fa meno danni da quel punto di vista. Cioè io trovo che è una cosa folle. Al posto degli sportivi sfileranno volontari, mentre immagini registrate dei portabandiera saranno trasmesse durante la diretta televisiva. È un peccato perché le Olimpiadi sono il simbolo più alto della pace, del dialogo, del confronto tra i popoli. Io credo davvero che attraverso anche manifestazioni sportive come queste noi dobbiamo continuare a lanciare il messaggio di pace per la pace, noi dobbiamo lavorare per la pace tra i popoli. Invece io penso che i grandi della terra, i potenti della terra, che sono tutti uomini tra l'altro, non stiano lavorando in questa direzione e quindi credo che da parte delle persone, dei cittadini, ci debba essere anche un risveglio delle coscienze, perché l'Europa ha garantito la pace per oltre 70 anni, ma ormai da 4 anni dopo che Putin ha aggredito in maniera scellerata l'Ucraina non è più così. È chiaro che il mondo cambia, dobbiamo parlare di esercito europeo, dobbiamo parlare di difesa comune, ma un conto è la difesa comune europea, un conto è il riarmo dei singoli stati. Una scelta comprensibile, quella dell'Ucraina, per l'eurodeputato Flavio Tosi. Se noi fossimo in guerra con l'Austria, grazie a Dio le guerre mondiali sono finite, ci sono costate milioni di morti in tutta Europa. Se noi fossimo in guerra con l'Austria non faremmo mai sfilare le bandiere austriache o suonare l'uno austriaco in un nostro evento. Quindi è comprensibile da parte del popolo ucraino, degli atleti ucraini, che non vogliano, che non accettino che ci siano bandiere russe e l'inno nazionale russo alle Paralimpiadi, perché la Russia ha invaso l'Ucraina, che è un paese cristiano, europeo, pacifico, ammazzando centinaia di migliaia di ucraini, e quindi l'Europa deve fare questa valutazione.